Allora, oggi è sabato 2 maggio, siamo a Treviso Centro. Quello in fondo è il mercatino che ogni sabato si tiene, ogni martedì e ogni sabato si tiene al centro storico. C'è un po' di gente, questo è il lato uscita, quindi noi andremo adesso al lato ingresso dove dovremo trovare gli alpini che mantengono un po' la situazione per gli ingressi. Questo è l'ingresso del mercato di Treviso, ci sono gli alpini che amministrano un po' gli ingressi, gente in fila, tutti con mascherine e guanti, anche se non proprio tutti riescono ad osservare le distanze. Questa invece è la pescheria, un angolo di Treviso dove il venerdì e il sabato solitamente si vende il pesce, c'è il mercato del pesce. Anche qui l'ingresso scaglionato e gestito dagli alpini, che all'occorrenza sono forniti anche di guanti e detergente. C'è un altro angolo di Treviso, del centro storico di Treviso, che è sempre animato durante il weekend, che è un mercato dell'ortofrutta. E anche lì presenti gli alpini. Cos'è che non riescono a comprendere? L'utilizzo dei guanti quando devono acquistare gli alimenti, quindi chi è sprovvisto ne viene fornito da parte dei commercianti. La regola è precisa.